ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. Prende sempre più piede l'ipotesi che il giovane di 16 anni ritrovato semicarbonizzato ieri sera nel Messinese si sia tolto la vita. Accanto al cadavere del ragazzo, di cui al momento l'identità viene tenuta riservata, è stato trovato un contenitore contenente del liquido infiammabile. Da un primo esame autoptico effettuato sulla vittima non risultano segni di strangolamento né di armi da fuoco o da taglio. Le indagini non si fermano alla possibile pista del suicidio, al momento però la più accreditata. Lampedusa continua ad essere teatro di sbarchi di migranti. In meno di 48 ore diverse centinaia di persone hanno raggiunto l'isola. Solo ieri sera, prima della mezzanotte, sono avvenuti 5 sbarchi che hanno portato 370 individui. Complessivamente sono stati 30 piccoli barconi giunti sull'isola, trasportando un totale di 1.254 persone. La situazione nell'hotspot, che può ospitare al massimo 400 persone, è molto critica, visto che attualmente ci sono oltre 2.100 migranti. Giornata difficile oggi per chi deve spostarsi a causa dello sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. L'USB, sindacato del lavoro privato, ha indetto la protesta e ha anche programmato un presidio al Ministero dei Trasporti per il 3 marzo prossimo. I bus, la metropolitana e i treni saranno fermi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio, ma le corse saranno garantite durante le ore di punta. La mobilitazione ha lo scopo di rivendicare la centralità dei trasporti pubblici contro le privatizzazioni selvagge e l'utilizzo di appalti e subappalti. In chiusura un incidente lungo la tangenziale di Catania, uno scontro tra più mezzi è avvenuto oggi alle 11, coinvolti 3 veicoli, un camion articolato, un autocarro e un'autovettura Fiat Panda. Il bilancio è di 3 feriti non gravi. Sul posto presenti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale ANAS. Il traffico risulta al momento rallentato, lunghe code tra Mister Bianco e San Giovanni Galermo. Questa era l'ultima notizia, nuovi aggiornamenti nel TG delle 16. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.